Le restrizioni negli spostamenti pesano molto, in modo sostanziale da noi. In gennaio 2021 meno il 30%, febbraio 2021 meno 40%. Noi l'anno scorso abbiamo toccato punte del meno dell'80%. Numeri che parlano di abitudini stravolte, smart working, calo dei flussi turistici. Questo è il termometro della pandemia per CAV, la concessionaria che gestisce il passante, il tratto della 4 tra Padova e Mestre, il raccordo Marco Polo e soprattutto la tangenziale ovest di Mestre, strade che collegano il cuore economico e produttivo del nord-est, un cuore che ha continuato a battere nonostante tutto. Il dato confortante è che il traffico pesante non è mai realmente diminuito, tolto i periodi lockdown puri dell'anno scorso e quando la prima fase della Lombardia è in zona rossa. Ma il Covid non ha fermato nemmeno la rivoluzione 4.0 avviata da CAV con dei colossi delle comunicazioni come Intel e Samsung per la realizzazione dell'autostrada del futuro. Tutti i nostri mezzi, i 45 mezzi di CAV e le nostre telecamere hanno un sistema di predizione su quello che è la viabilità, su quello che è la presenza delle interferenze lungo la viabilità, ma anche quello che è lo stato di usura del manto stradale. Tecnologia quindi a servizio della sicurezza ma anche dell'informazione agli utenti tramite un'app in fase di sperimentazione che segnalerà pericoli, condizioni meteo, traffico, il tutto in tempo reale dialogando con smartphone o le stesse auto di ultima generazione, una tecnologia interconnessa che fornirà indicazioni sui parcheggi delle principali città del nord, ma non solo. Realizzeremo un sistema unico, proprio partendo dalla nostra piattaforma di gestione dei dati, che possa andare da Trieste in questa prima fase fino a Brescia.